Andiamo a seguirla con il commento di Alessandro Fabretti, le fasi salienti. Proprio così, Bezzi, ultima giornata, Gran Premio. La giornata dunque conclusiva di questo concorso ippico internazionale di La Bagnaia, tenuta splendida, che si trova alle porte di Siena. Queste immagini, come dicevi tu, si riferiscono alle fasi salienti. Partiremo dal sesto concorrente della seconda manche. 12 dei 38 in gara nella prima si sono qualificati per il secondo percorso, 6 di questi sono italiani. E noi andiamo a seguire Marco Marmon, proprio per l'Italia, che monta Victor, il primo dei cavalieri che hanno totalizzato un netto, cioè 1-0. Andiamo anche a vedere quali sono stati gli altri cavalieri che si sono qualificati per il secondo percorso. Emanuele Castellini, 2-4 penalità, quindi Jerry Smith 4 nella prima, netto nella seconda. Ben Schroeder 4 nella prima, 4,25 nella seconda. Robert Haas 4 nella prima, netto nella seconda. Stefan Corten 4 nella prima, 4 nella seconda. Manuela Bedini 3,75, mentre c'è errore per Marco Marmon e 4 nella seconda. Marco Marmon dunque subito un errore, lui che aveva terminato la prima manche con un netto, e quindi un giovane che si affaccia nel circuito internazionale ad alti livelli. Marmon in questo periodo preferisce più che altro curare gli affari di famiglia, ma è un ottimo cavaliere, lo notiamo, lo ammiriamo qui in questo percorso di La Bagnaia, che chiude in pratica la 3 giorni di equitazione. Intanto si sta per concludere la prova di Marco Marmon, il prossimo concorrente in gara. 4 intanto le penalità per Marmon. Michel Robert, 49 anni, una pietra miliare dell'equitazione. La regia ci ripropone l'errore proprio al verticale, e proprio attraverso Michel Robert, uno dei favoriti tra l'altro per la vittoria finale, andiamo anche a studiare quello che è il percorso. 400 metri al minuto, questa è la cadenza, tempo massimo 60 secondi, tempo limite 120 secondi, sono 8 gli ostacoli per un totale di 9 salti. Eccolo qui, Michel Robert. Sta studiando un po' come si è soliti fare il percorso subito prima di prendere il via, e si parte dall'ostacolo numero 9, che è un verticale su fiori gialli, e questo è importante, di 1,45 m. Eccolo qui, lo affronta molto bene. Secondo ostacolo, Oxer con mulini, 1,45 m, 1,45 m, 1,50 m. Quindi affronta il verticale di 1,50 m. Errore che ha commesso qui prima da Marmon, non è stato commesso adesso da Michel Robert, quindi dietro front muro di 1,50 m. Poi affronta la gabbia. Inizialmente nella prima manche era una doppia gabbia. Il primo elemento un verticale di 1,50 m, il secondo un Oxer di 1,50 m, 1,50 m per 1,60 m. Quindi Michel Robert affronta il passaggio di sentiero, 1,45 m, 1,45 m per 1,60 m di larghezza. C'è errore anche per Michel Robert, quindi tavola sul cancello, verticale 1,55 m. E l'ultimo ostacolo, ancora un verticale di 1,55 m. Termina così la prova di Michel Robert, una prova non esaltante, certamente peccato per quell'errore, e per lui gara di fatto terminata. Non si potrà qualificare per un eventuale barrage. Per Michel Robert solo un piazzamento, mentre rivediamo nelle fasi rallentate l'errore di Michel Robert. Molto pubblico per seguire quest'ultima giornata del concorso ippico internazionale, certo richiamato, come potete vedere, da una giornata splendida, sole che ha accompagnato questa 3 giorni dopo una settimana di pioggia. Il saluto di Filippo Moyerson, che monta l'Oro Piana Duganò, il suo grigione di 16 anni, ormai un cavallo che si sta purtroppo avvicinando alla pensione. Peccato davvero, perché con Duganò Filippo Moyerson ha ottenuto ottimi risultati, non ultimo il primo posto quest'anno, proprio pochi giorni fa, nel Gran Premio del concorso internazionale di Pinerolo. E vedete
quanto riesca ad elevarsi, quanto alto sia il cavallo sugli ostacoli. Filippo Moyerson netto nella prima manche, sta affrontando, direi, nel migliore dei modi questo secondo percorso. Bene anche il passaggio nella gabbia. Ormai gli ultimi ostacoli per Filippo Moyerson, molto alto anche qui il verticale, splendido, l'ultima difficoltà. Filippo Moyerson, primo netto di questa seconda manche, primo doppio netto soprattutto. Per lui la possibilità di vincere il Gran Premio, perlomeno di qualificarsi per l'eventuale barrage. Filippo Moyerson doppio 0, ma dovrà aspettare ancora 3 concorrenti, 3 cavalieri, a partire dall'amazzone Leslie McNo-Mandley che monta di Lano, quindi Giovanni Consorti per l'Italia, mentre ecco inquadrata l'amazzone svizzera. Giovanni Consorti che monterà Vanina e poi ancora Beat Mandley su Joy Ride. Partiamo dunque con Leslie McNo, nata in Inghilterra, britannica, ma svizzera d'adozione, ormai entrata a far parte della famiglia Mandley, famiglia di cavalieri. Anche per lei attimi importanti questi che precedono la gara vera e propria, un'occhiata agli ostacoli anche da parte del cavallo che deve trovare la concentrazione migliore, e questo viene aiutato anche dal direttore di campo, in questo caso Uliano Vezzani, molto apprezzato anche durante questo concorso ippico per i suoi ostacoli, per l'originalità degli ostacoli e del percorso stesso. Un ostacolo invitante generalmente il primo. Più difficile, già vedete questo secondo ostacolo di colore bianco. Il cavallo è portato a guardare oltre. Più colorato è l'ostacolo, più il cavallo si concentra. Generalmente non sbaglia il muro, un ostacolo pieno, ostacolo che il cavallo rispetta molto. Bene comunque la prova di Leslie McNo. Anche per lei ultimi 3 ostacoli. Primo questo passaggio di sentiero, 1,60 m la larghezza, molto bene. Prossimo verticale, tavola sul cancello, superato anche questo. E l'ultimo ostacolo porta Leslie McNo-Mandley al barrage, secondo doppio netto di questo Gran Premio. Quindi c'è barrage tra Leslie McNo, che vedete inquadrata, e Filippo Moyerson. L'oro piana Dugano dunque ha portato il nostro cavaliere italiano al barrage. Vanina adesso vedremo montata da Giovanni Consorti, mentre Leslie McNo accarezza il suo Dilano. Ancora belle immagini d'insieme di questa tenuta. Eccolo qui, Giovanni Consorti. Lui ci tiene molto a far bene in questa gara, in questo Gran Premio, soprattutto alla luce del fatto che è nato proprio a Siena. Purtroppo c'è subito un errore, peccato veramente, peccato, perché Giovanni Consorti aveva terminato la prima manche con un netto, montando molto bene, il suo cavallo in grande forma. Comunque ancora la possibilità di ben figurare, deve cercare di mantenere la calma, di tenere il cavallo soprattutto concentrato. Una aggiustatina al cap, bene anche sul largo. Particolare anche questo verticale, il cavallo tende a guardare la massa più grande, a sottovalutare la tavola superiore. Comunque 4 sole le penalità per Giovanni Consorti. Giovanni Consorti guadagna così probabilmente la terza o la quarta posizione nella classifica finale. Eccolo l'errore, peccato veramente, perché ha montato veramente bene e probabilmente si tratta del suo miglior risultato in carriera. Non solo equitazione qui alla Bagnaia, sono anche bambini interessati a qualcos'altro.
ma aspettiamo di vedere l'ultimo concorrente di questa seconda manche. Si tratta di Beat Mandley per la Svizzera, lui monta Joy Ride. Beat Mandley, anche lui appunto della famiglia Mandley, ovviamente, un gran curriculum, ha disputato la finale di Coppa del Mondo nel 95 e quest'anno ha vinto la Coppa di San Gallo, secondo al Gran Premio del concorso internazionale di Wolfsburg, quindi secondo in Coppa d'Aken e San Marino, che si svolge a Modena, quindi quinto in Coppa a Roma. Ha ancora errore al verticale, quindi gara compromessa per lui. Barrage vedrà di fronte solamente due cavalieri. Aspettiamo di veder terminare la prova di Beat Mandley. Comunque quello che è certo è che al barrage vanno Filippo Moyerson e Leslie McNo Mandley, solo loro due. È un altro errore, niente da fare. Prova da dimenticare per Beat Mandley questa. Ultimo ostacolo, 8 le penalità totali per Beat Mandley e aspettiamo quindi di vedere questo barrage in attesa di conoscere poi il vincitore del Gran Premio. Un barrage che è stato ridotto naturalmente negli ostacoli, adesso si affronteranno gli ostacoli 10, 2, 1, 8B, 8C, 5 e 6, quindi 6 ostacoli per 7 salti. Lunghezza del percorso 320 metri, il tempo massimo 48 secondi, tempo limite 96 secondi. Primo dei due concorrenti al via, Filippo Moyerson e Loro Piana Duganò. Suona la campanella. Ancora uno sguardo agli ostacoli. Con gli occhiali Uliano Vezzani, il direttore di campo di cui vi abbiamo già parlato in precedenza. La coda splendida del vecchio Duganò, i raggi del sole che filtrano attraverso la coda. Ah, peccato perché Filippo Moyerson ha compromesso la gara. Adesso cerca di aumentare il ritmo, potrebbe scappare in qualche altro errore, infatti. Era giusto comunque rischiare. Bravo, un applauso a Filippo Moyerson. Sapete che nel Gran Premio basta sfiorare l'ostacolo per abbatterlo. I supporti degli ostacoli stessi sono più piatti rispetto ad una gara minore e quindi basta solo sfiorarli per commettere errore. Due gli ostacoli abbattuti da Filippo Moyerson e sono 8 le penalità. Qui probabilmente rivediamo entrambi gli errori. Questo è il primo, sì, infatti, al verticale. E poi il secondo errore commesso nella primo elemento della gabbia. Peccato, Filippo Moyerson, 8 penalità. Avete visto anche l'espressione del cavaliere italiano, non proprio soddisfatta. Aspettiamo comunque l'ultimo concorrente in gara. Si tratta della Mazzone Beatman e Leslie McNo Mandley, monta Dilano. Eccola qui. Ormai ha in pugno decisamente la gara. A lei basterà controllare, basterà concludere con un netto o anche con un errore all'ostacolo per vincere il Gran Premio del concorso ippico internazionale di La Bagnaia. Molto precisa Leslie McNo. Guardate, non sfiora neppure l'ostacolo. Sempre molto alta. Il tempo è indubbiamente alto, ma questo a lei non deve importare. Anche se dovesse incappare in una penalità nel tempo, avrebbe comunque
la vittoria in mano. E attenzione, manca pochissimo, eccola qui, vince Leslie McNo. Vince dunque Leslie McNo Mandley su Dilano davanti a Filippo Moyerson. Terzo Giovanni Consorti, che precede addirittura Michel Robert. Con queste immagini noi chiudiamo. Complimenti anche da parte di Eulenio Vezzani e vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione e ridiamo la linea allo studio a Gianni Bezzi.